molto molto da festeggiare. È l'orgoglio di avere qui Massimo Bottura. Come tutti sapete è stato premiato come il primo ristorante del mondo e oggi è qua ed è nostro, Massimo Bottura è nostro qui a Lunelli, quindi godiamocelo tutto. Andrea, allora c'è una cosa però che è stata... C'è una cosa che è stata preparata per Massimo Bottura. Sì, non è stata preparata niente, nel senso che nel delirio del circo in cui noi ormai siamo abituati a navigare abbiamo provato a fare qualcosa nella notte, quindi magari adesso lo vediamo, è un piccolo pensiero a Massimo in questo delirio del circo 8 e mezzo che raccoglie questi prodotti, questi sapori che dalla via Emilia scorrono, arrivano al mare e trovano le mani dei nostri grandi giovani cuochi emiliano-romagnoli da tutto il mondo. Questo è un sogno che è stato reso possibile perché a volte, come dice Massimo, la poesia può portare anche a concretizzare un circo in riva al mare. E vediamo che cosa accade. Tenere uno spazio libero nella tua vita quotidiana e nel quotidiano per la poesia e quindi dove poterci tuffare dentro. Io mi tuffo nella poesia e posso immaginare qualsiasi cosa, capito? Posso immaginare una 1000 foglie di foglie. Capisci quello che ti voglio dire? È fondamentale, perché sennò come fai a creare, come fai a immaginare, a far sognare gli altri? Non si può. So emotional. It's unbelievable. Thank you very much, guys. Thank you.
dai fotografi. Però abbiamo qui sul palco, oltre a Massimo Bottura, anche naturalmente il nostro sindaco Andrea Gnassi, il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Farò un applauso a tutti. E poi abbiamo in rappresentanza di Slow Food Roberto Burdese. E quindi Andrea, direi, vogliamo dire qualcosa? Allora, qui le scalette sono così, cioè non ci sono. No, noi l'abbiamo fatta. Ci sarebbe la scaletta. Intanto voglio dire una cosa, grazie a Massimo perché è qua, perché ci ha creduto, perché quando abbiamo immaginato di mettere su un tendone, un circo, 8 e mezzo in riva al mare, non ci credeva nessuno e la risposta d'istinto di questo paese è stata non si può fare. Per questo l'abbiamo fatto e oggi siamo qua e Massimo è atterrato direttamente da New York, passando per quella via che si chiama Emilia e che parte dal ponte di Tiberio. Grazie a tutti quelli che ci hanno lavorato, ai ragazzi che sono qui delle nostre scuole, di chef, grazie a chi ha lavorato, a Enrico Vignoli, grazie che è qua, a chi ha lavorato anche alle immagini. Ci sono 2 piastre qua che fanno scorrere del vinile, un vinile che ci racconta come quei suoni di poesia possono ispirare anche dei piatti. C'è con noi il nostro presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, con questa nostra terra che è in grado di volare nel mondo a cui darei come rispettare e entra te perché non so che cosa dirò. No, ma io direi La parola a chi? Perché la scaletta non c'è più, sai. perfetto. Stefano è il nostro presidente della regione, è una regione che ci immaginiamo Un grande presidente. ci immaginiamo anche attraversata da questa pista di atterraggio e decollo che è la Via Emilia. Da qui partono persone, parte fatica, parte lavoro e poi si atterra perché le radici sono in un luogo e la nostra testa è aperta al mondo. Stefano. Io direi grande regione però, presidente, veramente. Io penso che questa terra ci abbia insegnato cosa significa aprirsi al mondo e come si abbia bisogno del mondo. Però mi verrebbe da dire che il mondo ha bisogno di Rimini, dell'Emilia Romagna, ha bisogno delle nostre eccellenze. Io potrei scrivere un libro di aneddoti, non solo su Andrea, a cui mi lega l'amicizia da quasi 30 anni, ma su Massimo soprattutto. Siamo di Modena entrambi, siamo entrambi amici, credo che Massimo, sarete d'accordo, rappresenti oggi uno degli ambasciatori più straordinari per l'Emilia Romagna nel mondo e quello che ha fatto credo che debba tributare un grandissimo applauso. Dico solo una cosa, noi lo scorso anno all'Expo